In compagnia del sindaco di Gemona del Friuli, il signor Paolo Urbani, parliamo di questo progetto di inserimento lavorativo temporaneo denominato Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale. Sindaco, persone in condizioni disagiate che non hanno lavoro e che nel vostro comune comunque trovano un progetto concreto e la possibilità di avere un lavoro. Certo, noi siamo molto soddisfatti di questo progetto peraltro viene svolto accanto ad altri due progetti che sono similari, per un totale di 10 persone a cui abbiamo dato lavoro, siamo così contenti a tal punto che sono stati addirittura rinnovati. Ecco, lavori di pubblica utilità, sindaco, in cosa possono essere utili all'interno di un'istituzione come quella comunale che ha sempre bisogno di sostegni? Beh certo, le istituzioni oggi hanno sempre maggior bisogno anche perché le assunzioni di fatto non vengono più effettuate. Noi abbiamo bisogno di lavori di pubblica utilità sia per quello che riguarda la manutenzione del nostro patrimonio ordinario, la pulizia delle strade, la manutenzione dei giardini e dei nostri monumenti. Abbiamo anche bisogno però di persone, e a queste noi ne abbiamo dedicate altre 4, che ci tengano la custodia e la manutenzione degli impianti sportivi dell'intera città, visto che stiamo lanciando questo grosso progetto della città dello sport con testimoni all'Oxa Pistorius, e allo stesso tempo abbiamo anche ritenuto di coinvolgere 2 persone in un progetto per quello che riguarda gli archivi il riordino degli archivi del nostro museo e della nostra biblioteca. Ecco, GSA, i gruppi di servizi associati, è stato individuato quale soggetto attuatore del presente progetto. Lei ritiene comunque che ci debba essere anche da parte della Regione, come in questo caso, un sostegno fattivo proprio nella realizzazione di questi progetti che ci diceva rappresentano un aiuto concreto? Beh, credo che la Regione in questo ci aveva proprio azzeccato, nel senso che tutte le amministrazioni comunali sono state coinvolte in questi progetti, non solo per quello che riguarda la nostra amministrazione comunale. Questo progetto di 10 persone che si è concluso alla fine del mese di ottobre è stato rinnovato per 18 persone, pertanto l'intervento della Regione, che è stato nel nostro caso di oltre 600.000 euro, è stato un intervento quanto mai azzeccato, a cui naturalmente il Comune ci ha aggiunto anche di suo, però credo che questo la Regione abbia veramente fatto qualcosa di importante. Ecco, dal punto di vista del lavoratore, lei trova che questi lavori di pubblica utilità siano un aiuto concreto anche a favore di queste Certo. categorie sociali? In questo momento il lavoro è un grosso problema per tutti, è un grosso problema anche naturalmente per gli enti locali, che si vedono arrivare nei giorni di ricevimento del sindaco molte persone a chiedere aiuto per avere un posto di lavoro. In questo momento non siamo in grado naturalmente di dare delle risposte immediate, ma credo che queste risposte, che sono concrete per la gente che ha bisogno, siano un punto di partenza per arrivare magari anche a progetti più importanti e che diano un lavoro per sempre a tempo indeterminato anche a queste persone che oggi sono in grave difficoltà, e soprattutto ai nostri giovani. Noi ringraziamo il sindaco del comune di Gemona del Friuli, Paolo Urbani. Grazie a voi. Buon proseguimento e arrivederci su questa emittente.